O sostenidore di GFCA è così. GFCA! I suoi colori sono rosso e dorchino e il simbolo di suo club è un diavolo. Il suo stadio è mezza En 92 contre Saint-Étienne, il y a un type, il a béni le terrain avec un figaté doux. Et du coup, 2-1, Coco. La sua canzone a vaggia. Portefeuille de la CA, mais on s'en fout, on est GFCA. GFCA. Oui. GFCA ne périra pas. Il suo club si chiama Gazélec perché all'origine è un club di impiegati d'EDF-GDF. Dopo si è legato al FCA Iacciu, chiamato Le Bistrot. L'epica gloriosa di GFCA era negli anni 60. In due è stato parecchie volte campione di Francia Amador con un certo Pierre Cahuzac. C'est pas les Bastiais qui ont le monopole des cailloux. E odia il suo idolo e il suo presidente Fanfan. Président, il a pas le costard, mais c'est Fanfan. Salut à te, Fanfan. O era sostenitore di Gazélec, il suo portamico alla SEA. Bastia, ils ont les lions, nous on a le diable, eux ils ont l'ours. C'est ce qu'ils vont nous refaire, tout Walt Disney. E ciò che lo preferisce è a Guppa. Oh, le parcours en coupe, c'est toc de Mac. La particolarità di GFCA è che è il club più tazzato dei dirigenti di football francese. La cessione ricusata in Liga 2, il 99, con sto porco di Le Gret, sto Mulizzu. Et la rétrogradation en CFA en 2001, tu t'en souviens? Moi oui, et les suspensions de mémoire, je t'en cite au moins 15. Wascal, Nour, par exemple. Ma la particolarità di GFCA è che è un club che non muore mai. E lui preferisce tenere la sua identità che cambia per adattarsi al mondo del football professionale. E lui aveva ragione, no? GFCA!